Un minuto di silenzio per quel piccolo atleta, Carlo Alberto, così orgoglioso di indossare domenica scorsa la maglia cremisi delle Fiamme Oro durante tutte le manifestazioni della FIDAL del Veneto, con la proposta che questo sia esteso a tutta Italia. È morto dopo la sua prima gara di atletica a soli 12 anni, Carlo Alberto, crollato a terra dopo un arresto cardiaco. Carlo Alberto ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia e tra i suoi amici. Mamma Valentina su Facebook saluta il suo principe con una foto che li ritrae sorridenti. Alla scuola media Pascoli, che Carlo Alberto frequentava a Padova, lo piangono i compagni che cercano di rielaborare questo momento aiutati da uno psicologo. Tanti hanno voluto ricordare il fatto che era amico loro, che faceva delle cose con loro, soprattutto lui era forte nello sport e purtroppo è morto facendo sport e questa cosa ha avuto una risonanza particolare. E poi lui faceva parte di tanti gruppi, anche il gruppo degli scacchi e quindi tutti i gruppi dove lui era dentro, tutti i ragazzini di questi gruppi e le ragazzine sono colpiti da questo.